Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Come vedete alle mie spalle, protagonista è CIA Veneto, quindi parliamo di agricoltura. Come sempre vi ricordo è un argomento molto importante perché è il settore primario, a volte non tutti sono a conoscenza delle varie dinamiche che coinvolgono l'ambito agricolo, però purtroppo poi le conseguenze si vedono. Parliamo sia in senso positivo e lo faremo con il presidente di Donne in Campo CIA Veneto, Michela Brogliato, grazie di essere qui con noi. Ciao Elena e salve a tutti. Perché avrà il piacere di prendere la parte migliore in qualche modo, ovvero parlare di vacanze in zone, negli agriturismi sostanzialmente, le cene di Natale, quanto offre di buono e di bello l'attività dell'agricoltura commutata in settore turistico, e anche, perché no, delle bellissime opportunità per fare dei regali anche originali, diversi dal consueto, eccetera, ovvero le ceste di Natale con i prodotti dell'agricoltura, che fanno sempre bene, fanno anche la salute e sono utili. E sono utili e fanno piacere. Con noi poi è collegato, ci dispiace che sia malato, però questo purtroppo anch'io lo sono, e quindi mal comune mezzo gaudio, è brutto dirlo, il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini. Presidente, ben arrivato anche lei, ben collegato. Mi hanno detto che adesso in questo momento c'è un po' un attimo di disconnessione, adesso vediamo di recuperarlo. Comunque c'è anche il presidente Passarini, con cui parleremo invece di un argomento un po' più complesso e da comprendere, da digerire, ovvero delle carni sintetiche. Che cos'è la carne sintetica sostanzialmente? Ci sono i pro e i contro, chi a priori non vuole sentirne neanche parlare, chi invece è probabilista, perché no, potrebbe essere un'alternativa, ma ci sono dei ma. Vediamo un po' il mondo dell'agricoltura, dei CIA in modo particolare, che punto di vista ha, ci spiegherà, entreremo anche nel dettaglio, sempre col presidente regionale. Allora, a questo punto, in attesa di attuare il collegamento, incominciamo con le cose positive. Che male non fa. Poi vista l'ora anche, ci sta anche bene, sì, perché abbiamo anche delle foto molto allettanti. In aumento credo del 5% quest'anno, sì, il turismo agricolo, quindi è un modo per aiutare anche gli agricoltori a sviluppare delle potenzialità che ci sono tutte. Sì, perché dobbiamo togliere questo tabù che l'agricoltura non è solo seminativo, ma ormai l'agricoltura occupa proprio un ruolo a 360 gradi, quindi adesso soprattutto ultimamente c'è anche il turismo rurale, ha occupato gran fetta del mercato turistico. Ma cos'è questo turismo rurale? Il turismo rurale... un attimo, credo che abbiamo il presidente. Presidente, è con noi? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, mi sono permessa di interrompere Michela Brogliata per poterla salutare, che ho visto che era scollegata un attimo. Ben arrivato, presidente. Sì. Grazie a tutti voi. Grazie a lei. Parliamo intanto del turismo rurale, poi ci agganciamo con lei con quanto riguarda il tema complesso delle carni sintetiche. Va bene. Allora, prego. Allora, come abbiamo detto, il turismo rurale ormai sta occupando una fetta molto importante del turismo, no? Anche perché soprattutto dopo la pandemia c'è stata una riscoperta del voler stare all'aperto, no? Con i ritmi slow, un po' lenti, no? E c'è stato questo ritorno indietro un po' alle origini, che per noi è stato molto importante, perché noi siamo la prima fonte che possiamo dare alle persone questa richiesta, sì, no? Sì. Questa scoperta proprio che primaria, perché noi lavoriamo proprio nel settore primario e quindi dobbiamo sviluppare questo nostro potenziale, e questo potenziale consiste soprattutto non solo offrire dei piatti, i piatti tradizionali della nostra storia. Eccolo perché qua, noi vediamo un fantastico risotto, che è proprio l'ora giusta. Sì, infatti, proprio l'ora. Però tante volte noi, anche proponendo questo piatto, tante volte sono delle ricette tipiche di famiglia, quindi da noi non proponiamo solo un piatto, raccontiamo una storia, no? E forse questa è la differenza di infatti no, ma si sta pensando anche qui, oltre infatti la storia, perché poi anche belli, vabbè, non bisogna fare pubblicità individuale, per cui non faccio nomi né niente, ma anche raccontando lei è un agriturismo di fatto, sì, quindi sta parlando in cognizione di causa. Dietro ogni struttura c'è una storia. Mamma mia, sì. Questo è bello. Sì, c'è proprio una storia. Ad esempio nel mio caso risale ancora alla mia trisaura, dal nome stesso della
struttura come ti dicevo prima, no? E soprattutto anche le donne in agricoltura raccontano storie appassionate e anche un po' particolari, ognuna ha una storia diversa l'una dall'altra, quindi è bello anche noi ci troviamo anche sentirci raccontare, e noi trasmettiamo questo alle persone che vengono nelle nostre aziende, no? Il nostro modo di vedere sia il nostro lavoro sia la nostra vita, perché noi abbiamo una vita chiaramente un po' diversa dal classico lavoro in ufficio e tutto quanto, è sempre 7 giorni su 7, però con altri tempi, diciamo. Che cos'è che apprezzano, che cercano le persone quando vengono in un agriturismo? Sia a soggiornare, quindi trovare alloggio, non tutti hanno alloggio, insomma dipende, oppure per organizzare una cena, un pranzo, qualcosa del genere? Ma io spesso, tante volte i miei clienti a forza di sono diventati miei amici, quindi però è importante soprattutto questo rapporto, che la gente tante volte a forza dei social così non si riesce tra virgolette a disconnettere e ha bisogno alla fine proprio di questo rapporto con le persone, no? Che non siamo dei numeri, quindi bisogna sottolinearlo, che noi siamo più per la qualità e proprio a livello personale, quindi anche i clienti li conosci, proprio cambia proprio alla fine questo tipo di rapporto, che non è più un cliente ma io sento qualcosa in più. Esatto, alcuni, perché c'è una tipologia di clienti che gradisce nel ristorante trovare questa cucina un po' più elaborata, più sofisticata, e altri poi alla fine dicono: no, voglio andare a mangiare. Che mi piace, cioè, ho sentito questo commento anche da parte di conoscenti, amici così, no, stasera voglio andare a mangiare. Ed è una cosa che dovrebbe far riflettere secondo me i ristoratori, perché vuol dire che tu quando vai fuori nel ristorante degusti ma non mangi e che è diverso, quindi vuol dire che anche a volte si ha piacere, visto che a casa non c'è sempre tempo per potersi preparare dei piatti, anche il semplice risotto che sembra banale, però non tutti hanno il tempo e la pazienza di poterlo preparare. Uno vuole poter mangiare anche un buon risotto oppure una carne, prima avevamo visto una tartare che una casa magari se la può comprare, però insomma non sempre la fa, però anche in proporzioni adeguate, no? A gratificare, questa è la caratteristica, no? Che resta. Sì, infatti. Salvo eccezioni, per carità, anche gli agriturismi a volte. Sì, chiaramente, anche io cerco di fare sempre dei piatti nostri tradizionali, ma un po' rivisitati, no? Un po' in chiave moderna. Però chiaramente ogni tanto io prettamente faccio tipo le domeniche il menù di degustazione, e quando uno mi prenota: ma secondo te mangiamo a sufficienza? Gli ho detto: mamma mia, gli ho detto, io farei fatica ad arrivare al dolce, anche perché rifacciamo il ripasso così. Infatti il ripasso piace tantissimo ed è tipico un po' di molti agriturismi. Sì, secondo me poi per noi è gratificante nel momento in cui uno prende il ripasso, ci fa solo che un piacere. Infatti. E soprattutto dopo, se c'è qualche avanzo, la doggy bag è fondamentale. No, ma è una cosa che comunque ci sta, dai, cioè, sta nell'ottica dell'agriturismo, di un tipo di ristorazione. Ma sì, poi la convivialità, secondo me, ripassa la convivialità. Se l'agriturismo è proprio questo, stare insieme. Rilassarsi, fuori dagli schemi. Con i propri tempi, quindi non è che noi facciamo il menù di un'ora, abbiamo anche il pranzo domenicale, bisogna riscoprire quello che facevano i nostri nonni quando si stava tutti insieme, stare tutti insieme, si stava anche delle ore a tavola, no? Perché era bello ritrovarsi, chiacchierare, bisogna trovare il modo di confrontarsi, perché alla fine è solo quando si sta a tavola che si può parlare. Infatti, non è vero, e rilassarsi soprattutto. E poi gli spazi anche esterni, in mezzo alla natura, eccetera, la possibilità, qua vediamo le immagini, di comprare dei prodotti agricoli, perché sono i prodotti che in genere vostri o di qualcuno vicino, in ogni caso siano sempre del territorio, no? Sì, chiaramente, io dico che in questo caso l'agriturismo è la vetrina del nostro territorio, dei nostri prodotti, no? Perché chi meglio dell'agriturismo può somministrare e far degustare i nostri prodotti in questo caso, e allora è proprio l'importanza basilare. Dopodiché c'è anche la vendita diretta. Noi nel nostro caso facciamo anche la sosta camper. La sosta camper, sì, e avendo quindi molti turisti che vengono sia da tutta Italia ma proprio anche da tutta Europa, io vedo che adesso non chiedono più il classico souvenir, loro vogliono portarsi a casa un pezzo di dove vanno, e cosa è meglio di quello che hanno assaggiato?
Infatti, no, ma è vero, la tendenza a prendere cose di enogastronomia, di cose che sono assaggiate o si vorrebbero degustare magari a casa, perché comunque quello che si è visto è piaciuto, è molto meglio che non il pezzettino di statuetta di soprammobile che riempie magari di orpelli la casa e uno ne ha più e poi quando ti chiedono le ricette è bellissimo, perché vuol dire che sì. Ma rivelate le vostre ricette. Allora, le dico che una mattina ero proprio stanca, è arrivata una signora col camper e mi fa: mi daresti la ricetta? Guarda, se vuoi io la sto facendo adesso. Allora mi fa: posso filmarti? Mi sono messa a ridere, dai, che allora è stata una cosa simpatica. Beh, questo è gratificante. Sì. Quindi anche la possibilità eventualmente di col camper una sosta, alloggia e poi viene a mangiare nell'agriturismo. Sì, e soprattutto loro anche vedo che proprio cercano l'aria aperta, stare fuori, farsi la passeggiata in mezzo può essere il vigneto, il frutteto, gli ortaggi. E dopo magari fanno la passeggiata o in bicicletta vanno in centro, nelle piste ciclabili. C'è proprio questo ritorno a questo modo di vivere la campagna e anche la città. Infatti, però quando uno torna sa che è in un posto tranquillo, senza stress, posteggia la macchina, cioè, poi sentirsi svegliare dal gallo piuttosto dal clacson è diverso. Sì, esatto. O dagli uccellini, un'altra cosa. Infatti, benissimo, dopo torniamo su questi temi perché ci sono anche tanti suggerimenti per le festività vicine. Presidente Passalini, che cosa è importante per l'agricoltura questo ulteriore sviluppo che peraltro è molto recente, perché c'è stato sempre però sporadicamente, adesso sta prendendo più piede ed è apprezzato e forse anche ricercato dalle persone? Ma sicuramente, voglio dire, poi parleremo di carne sintetica. Già da quello che ha elencato la Presidente Michela ci dà la dimensione di quanto è importante oggi sia l'agricoltura nella sua multifunzionalità attraverso le produzioni locali, i nostri agriturismi, delle eccellenze che poi noi portiamo sulle tavole, in questo caso venete, ma italiane in generale, e quindi tutto ciò che poi c'è dietro questo, lo storytelling di un territorio, la difficoltà nel approcciare e mantenere un territorio che poi viene fruito e viene utilizzato da chi poi va nelle nostre strutture. Quindi questo già è una dimensione di quanto importante sia oggi la presenza dell'agricoltore, in questo caso degli agriturismi, ma dell'agricoltore in generale, nel sistema e nel tessuto sociale. Ci sono ulteriori possibilità e sviluppi? Io glielo chiedo perché non tutti sono sempre a conoscenza delle normative che emergono, ce ne sono state diverse nel settore, poi un po' in parte siete osteggiati dalla categoria del commercio, quindi degli albergatori. C'è questa rivalità, come mai? È una rivalità in realtà che non ha senso di esistere per due ordini di motivi. Innanzitutto perché comunque dal punto di vista normativo le nostre aziende agrituristiche sono soggette a tutta una serie di controlli, ma non solo, a tutta una serie di disciplinari imposti dalle regioni alle quali ci si può attenere. L'agriturismo deve avere un piano pasti, deve avere tutto quello che mette in tavola correlato alla sua produzione agricola, quindi non può sgarrare. Dopodiché il tema è che oggi, lo avevate detto prima, il turista sta cercando un tipo di approccio lento, un tipo di approccio emozionale. Il turista non è più il turista da spiaggia che si collocava alle nostre spiagge di Jesolo 20 giorni e da lì non si schiodava più. Oggi il turista vuole, attraverso la sua capacità economica, poter toccare vari punti e varie sensazioni, e quindi in questo contesto si inseriscono i nostri agriturismi, perché, lo dicevo prima, non è solo una questione di fornire un ristoro in termini culinari, ma è un metodo, un modo per trasferire emozioni. E oggi il turista cerca questo, quindi è per quello che io dico, quando la discussione va in contrapposizione a una discussione inutile. Noi abbiamo 70 milioni di presenze nel solo Veneto, abbiamo 70 milioni di presenze. Ce n'è per tutti. È chiaro che occorre intercettare quelle che sono le esigenze oggi del turista, che non sono più quelle di 20 anni fa. I nostri agriturismi, soprattutto quelli di C agricoltori italiani, hanno appreso appieno quello che è lo sviluppo che deve avere oggi la proposta
turistica del futuro, e quindi interpretano probabilmente meglio quelle che sono le esigenze che oggi ha un turista, uno straniero. Pensate che noi, la maggior parte delle persone che frequentano gli agriturismi e questo turismo emozionale, sono molti stranieri che vengono dall'estero appositamente per poter fare e voler fare un certo tipo di esperienza. Michela prima citava l'esempio di questi camperisti che si sono soffermati per poi così sbirciare la sua ricetta. Questo è un elemento di forza, e per questo noi riteniamo che oggi, attraverso anche la modifica della legge regionale, nella quale abbiamo lavorato molto per poter portare su un livello moderno quella che è la proposta agrituristica, quantomeno equipararla a quelle che sono le regioni a noi limitrofe, soprattutto nell'aumento dei posti letto e in alcuni altri aspetti tecnici, credo che sia una cosa in cui, insomma, l'organizzazione si deve assolutamente spendere. Perfetto. Allora, Presidente, la interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, quindi cari telespettatori restate con noi perché adesso parliamo di carni sintetiche. È un argomento pernicioso per molti, ma cercheremo di capire qualche cosa in più, cosa si intende per carne sintetica, quali sono i pro e i contro, quindi restate con noi, canale 19, vi aspetto.